Bentrovati da Alessandro Bonfanti. Oggi puntata di alpinità, abbiamo seguito la serata che si è tenuta al Teatro Verdi qualche giorno fa con il concerto della fanfara sezionale di ANA di Udine e abbiamo fatto un bel video, abbiamo fatto anche un piccolo trailer e di questo spettacolo, di questa serata, abbiamo scelto la parte finale, ovvero la narrazione delle parole dell'inno di Mameli, del cosiddetto canto degli italiani, chiamato anche inno di Mameli, che per curiosità, per chi non lo sapesse, è diventato ufficialmente l'inno nazionale italiano solamente 6 anni fa. Ma questo potremmo aprire un'altra pagina. Per questa serata, dicevamo, alla fine c'è stata la narrazione, ovvero la spiegazione parola per parola di quello che vogliono dire, i versi, le parole di questo, della prima, chiamiamola strofa in questo caso, anche se è improprio chiamarla così. Ed è stata una trovata molto bella, complimenti a chi l'ha fatta e a come è stata gestita questa serata e anche questa prova musicale. Molto bravi. È tutto, adesso noi facciamo partire il video, noi ci vediamo la settimana prossima, stesso posto, stessa ora, dicevamo prima c'è un piccolo trailer e tutto lo potete vedere anche sulla nostra pagina Facebook, Isonzo News, Social News. Se passate da quelle parti ci lasciate un like, ci permettete di tenere compagnia sempre a più persone. Dal caporal maggiore Alessandro Bonfanti del comando Brigata Alpina Giulia, un arrivederci a 7 giorni, stesso posto, stessa ora. Ciao! E quindi partecipiamo a tutte le ricorrenze alpine, le adunate, il raduno del Triveneto, le festività dei vari gruppi, eccetera. Oggi avete fatto una serata con prima, possiamo dire, la banda giovanile e poi tutti insieme in un certo senso. Che repertorio fate di solito? Noi abbiamo un repertorio molto vasto che spazia sia dalla musica da camera, musica classica, musica per banda, musica leggera e poi il repertorio folcloristico, alpino, per i servizi anche religiosi, civili. Abbiamo un repertorio molto ampio che si sta sempre più anche sviluppando grazie al nostro maestro Giorgio Canistrà. Cosa farete il giorno della dunata? Il giorno della dunata ci aspetta la chiusura della sfilata, quindi Che non è poco. Che non è poco, infatti, una grande emozione e un onore. Infatti abbiamo fortemente voluto questa serata per inserirla nel programma del centenario della sezione alpini di Gorizia, ma anche per voler avvicinarci alla Dunata Nazionale di Udine, dove Gorizia, ma anche altre località del Friuli Venezia Giulia, abbiamo concordato tra gli 8 presidenti e in particolare con il presidente della sezione di Udine di poter fare delle serate tematiche. Abbiamo fortemente voluto avere con noi la fanfara sezionale ANA di Udine e anche quella giovanile, perché è stata veramente una serata importante, una serata di musica, una serata un po' diversa dalle solite serate di alpinità e di fanfare alpine. Con il programma che ci hanno presentato veramente siamo rimasti molto soddisfatti di quello. Oggi ascolteremo insieme il nostro inno nazionale. La prima parte che vi andrò ad introdurre però sarà più narrativa e potremo ascoltarla comodamente seduti. Nella seconda parte invece ascolteremo l'esecuzione istituzionale e potremo alzarci in piedi per rendere onore al nostro inno. Dovete sapere che il nostro inno nazionale è stato definitivamente riconosciuto come tale solo nel 2017
con la legge numero 181, nella quale la Repubblica ha riconosciuto definitivamente il testo del Canto degli Italiani di Goffredo Mameli e lo spartito musicale originale di Michele Novaro quale proprio inno nazionale, con il riconoscimento formale di tutte le sue strofe nella composizione. Il nostro inno, il cui significato, dalle parole e del suo ritmo, è spesso frainteso, talvolta addirittura non compreso, viene spesso confrontato con gli inni delle altre nazioni. Ma spesso ci dimentichiamo, o forse anche non sappiamo, che il nostro inno rappresenta il frutto più intenso dell'opera italiana. E no, non solo quella musicale o letteraria, bensì quella della collaborazione, quella dell'unione che fa la forza. Spirito che ancora oggi qui, stasera, su questo palco onoriamo, uniti a tutti voi che ci ascoltate e che ci sostenete. Un pochino come l'inno di Mameli, che è tale grazie alla musica di Novaro. Il nostro inno, come lo conosciamo oggi, è il frutto delle parole di Mameli, unite in un abbraccio alla musica di Novaro, due menti italiane. Ma cosa ha immaginato Novaro per riuscire a dare questo significato alle parole che tutti noi conosciamo? Tra i suoi scritti si racconta che si è immaginato due figure. Una persona che aveva un messaggio importante da trasmettere e una moltitudine di gente che non sapeva nemmeno perché si stesse trovando lì, in un'enorme distesa, tutta fatta di persone diverse fra loro. Immaginate che questa importante persona voglia comunicare qualcosa di molto grande e debba riuscire a farsi capire da tante persone allo stesso momento. Ma tutte queste persone vengono da posti ancora molto differenti fra loro e non parlano nemmeno tutte la stessa lingua. Non sanno ancora di essere diventati un unico popolo. Deve richiamare la loro attenzione. Tutti si voltano, distinto, e dicono: ma cosa sta succedendo? Ma abbiamo capito bene? Chi sta richiamando la nostra attenzione? Il richiamo in musica si ripete. Tutti volgono lo sguardo nel punto da cui proveniva il richiamo e notano un personaggio molto importante avvicinarsi, giunto lì appositamente per parlare agli italiani. E guardate, anzi ascoltate come la musica descrive l'avvicinarsi con passo sicuro di questa persona. L'importante personaggio sale su un'altura per riuscire a farsi vedere da tutti e per farsi ben capire fa un gesto naturale, quello di prendere fiato a pieni polmoni. Novaro lo sottolinea in musica con ben 2 battute e non una, come invece troppo spesso si sente fare. Pensate, come se durante il restauro di un libro se ne strappasse via una pagina. Proprio 2 battute, perché aveva un messaggio importantissimo ed inaspettato da dire. Fratelli d'Italia, tutta l'Italia, dalla Val d'Aosta fino alla Sicilia. L'Italia s'è desta, cioè si è svegliata. Dell'elmo di Scipio s'è cinta la testa, cioè si è ricordata dei grandi che l'hanno caratterizzata nel passato. Dov'è la vittoria? Le porga la chioma, che schiava di Roma, Iddio la creò. È un concetto espresso in linguaggio ottocentesco per ribadire che l'Italia deve restare unita.
frase musicale, questa dal ritmo tonante, sicuro e deciso, proprio come la voce di chi sta dando questo importante annuncio. Non è un grido frettoloso o distratto, è un messaggio fortissimo di speranza e di consapevolezza. Qualcosa di incredibilmente importante sta accadendo e il popolo ne è testimone. Il messaggio arriva come lo scoccare di una freccia, ma il popolo non è spaventato da questa notizia, anzi si accende in un sommesso chiacchiericcio. Ripetono fra di loro, sottovoce in modo spigliato, con stupore e incredulità, le stesse frasi che hanno appena ascoltato. E questo messaggio, man mano che passa di persona in persona, prende forza con un graduale crescendo che diventa convincimento di quanto appena detto. E uniti nella causa dell'Italia, il popolo ora è disposto a donarle la sua vita. Stringiamoci a coorte, siamo pronti alla morte. Siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Il nostro inno si conclude con un sì. Pensate che questo sì è stato aggiunto da Novaro per far capire meglio questo passaggio. Questo sì è il sigillo del giuramento d'amore verso la nostra patria. Non tutti inoltre sanno che la poesia di Mameli è composta da 5 strofe diverse, dello stesso numero di sillabe, e che dunque perfettamente si abbinano con la musica di Novaro. Anche se raramente le ascoltiamo cantate, hanno un enorme impatto emotivo, se contestualizzate al periodo in cui sono state scritte. Abbiamo per questo inserito anche il testo, poi, anche nelle nostre brochure, anche per riuscire a capirlo meglio, per invitarvi poi, anche voi, ad una lettura personale di questo brano, dalla quale sicuramente, ancor più, vi accorgerete di quanto sia stupendo e bello il nostro inno nazionale. Adesso possiamo finalmente alzarci in piedi ed ascoltarlo per intero nella sua versione istituzionale. È il modo più bello di concludere insieme questa serata, dedicata ai nostri alpini, che tanto hanno fatto e tanto sicuramente faranno per noi e per tutto il nostro paese. Grazie a tutti.